Buongiorno, buona domenica. Sì, consueto aggiornamento un po' sulla situazione legata all'infezione del coronavirus. Per quanto riguarda il Veneto, parto come sempre dal dato regionale. Stamani alle 8, rispetto alle 8 di ieri, sono stati registrati 428 nuovi casi di positività. 24 di questi hanno avuto bisogno di ricovero in area non critica e 11 hanno avuto bisogno di ricovero in terapia intensiva. Quindi i numeri continuano ad essere ancora numeri di una certa importanza, 428. Il numero dei ricoveri in area non critica si mantiene abbastanza stabile negli ultimi giorni. È sempre importante il numero di persone che devono ricorrere alla terapia intensiva, perché, come detto più volte, se andiamo avanti a 10, 12, 15 persone al giorno facciamo presto a saturare i posti letto che abbiamo a disposizione, anche perché poi vi rimangono molto a lungo queste persone. Questo dal punto di vista del quadro regionale, che comunque è una curva che comunque mostra un rallentamento nella crescita. Non si è fermata la crescita, ma mostra un lieve rallentamento negli ultimi giorni. Per quanto riguarda l'ambito locale, l'ambito polesano, il bollettino di oggi per quanto riguarda i riscontri di positività, e come sempre quando parlo di riscontri di positività mi riferisco alle risposte che abbiamo avuto stamani rispetto a tamponi che sono stati eseguiti anche nei giorni scorsi. Rispetto quindi ai riscontri di stamane abbiamo due nuovi casi di positività. Si tratta di un giovane del 1973 del Basso Polesine, il quale lavora in provincia di Treviso. È iniziato a comparire sintomatologia, ha contattato le nostre strutture, eseguito il tampone, riscontro di positività. È posto sin dal primo momento della comparsa di sintomatologia, è stato posto in isolamento domiciliare. Poi abbiamo un'altra giovane del 1989, a conferma quindi che oltre alle persone di una certa età anche i giovani sono totalmente esposti. Una giovane del 1989 dell'Alto Polesine. Lei ha avuto contatto con un caso positivo ed è stata posta fin da subito, fin dal momento del contatto con il caso, quando lei ci ha segnalato, o meglio, siamo stati, anzi per la verità ricostruisco perché questo è emblematico del modo di operare. Allora, questa ragazza era uno dei contatti con un caso positivo di una decina di giorni fa. Contatto di un caso positivo, è stata posta in isolamento proprio perché è venuta a contatto, no, con il caso positivo. Nella ricostruzione dei contatti che il caso positivo aveva avuto è stata posta in isolamento. A un certo punto è comparsa sintomatologia, ha eseguito il tampone, risultato positivo, ma lei è in isolamento praticamente già dal 18 anzi da prima, chiedo scusa, in isolamento dal 14 o 15 di marzo. 15 di marzo, data della presa in carico del SISP.
Questo è un esempio di quello che ho detto tante volte, cioè l'importanza di porre in isolamento rapidamente le persone che sono venute a contatto con un caso positivo. È stata posta in isolamento, dopodiché lei ha iniziato a manifestare sintomatologia, probabilmente era già positiva ma anche magari da 2 o 3 giorni prima della sintomatologia. Se non fosse stata posta in isolamento da subito, questa rappresentava uno di quei classici casi di persona che magari asintomatica, ecco, poteva essere contagiosa. Abbiamo poi una terza situazione di un signore del 1944. Anticipo subito, si tratta di un decesso, ma adesso vi spiego. Diciamo che in questo caso forse il termine più corretto è deceduto con il coronavirus, forse più che per il coronavirus, ma spiego un attimo la situazione. È un signore del 1944 dell'Alto Polesine. Lui era stato ricoverato all'ospedale di Legnago, dove aveva avuto un intervento per problemi cardiologici. È stato dimesso dall'ospedale di Legnago il 18 di marzo. Non aveva durante il suo ricovero eseguito il tampone, non c'erano stati elementi per i colleghi dell'ospedale di Legnago che facessero presagire appunto un rischio di coronavirus. Era tornato a domicilio ha incominciato a manifestare sintomatologia evoluta molto rapidamente negli ultimi giorni. È arrivato, non era un caso a noi noto, è arrivato il giorno 27 in pronto soccorso di Rovigo. Arrivato il giorno 27 in pronto soccorso di Rovigo, la situazione era gravissima dal punto di vista dell'insufficienza respiratoria, è stato anche rianimato ma è deceduto dopo poco dal suo arrivo. Trattandosi di una patologia che mostrava una grave insufficienza respiratoria, è stato eseguito il tampone post mortem che ha dato esito di positività. Lo iscriveremo tra i deceduti, tra i residenti del Polesine deceduti con positività al coronavirus. Quindi ufficialmente questo purtroppo è il terzo decesso che riscontriamo in Polesine. Dico subito che lui è arrivato in pronto soccorso, è stato rianimato, quindi gestito in maniera fisica molto importante dai nostri operatori, però i nostri operatori del pronto soccorso sono dotati di una completa protezione per gestire queste situazioni, quindi hanno agito in piena sicurezza. Questo il bollettino quotidiano. Stiamo aspettando tutta una serie di tamponi eseguiti nei giorni scorsi, più di una sessantina di campioni che abbiamo eseguito, campioni che stiamo aspettando e che abbiamo eseguito per sorveglianza, situazioni sospette eccetera, e probabilmente tra domani e dopodomani arriveranno anche questi, per cui qualche altra positività probabilmente l'avremo. Però vorrei anche mostrarvi oggi un grafico che riguarda appunto l'andamento in Polesine. Vi mostro questo grafico, ecco, memorizzatelo un attimo, adesso ve lo spiego. Questo grafico mostra l'andamento dei casi di positività in Polesine, l'andamento dei casi di positività in Polesine a partire dal 28 febbraio ad oggi 29 marzo. Come vedete l'andamento di questa curva, è una curva che io dico dolce perché rispetto alla curva nazionale
alla curva della Lombardia, e anche la curva dello stesso Veneto non ha un andamento in impennata come è quella della Lombardia o come è quella nazionale. Praticamente quella nazionale della Lombardia fa così, cioè lo segno con la penna quella che è, ecco, la linea che vedete qui sopra non è preciso, ma giusto per capirci, è l'andamento della curva che c'è a livello nazionale e ancor più a livello lombardo. Quella del Veneto è a metà tra quella, chiamiamola nazionale lombarda, e quella polesana. Forse viene anche rappresentato meglio da questi istogrammi. Il periodo è sempre lo stesso, qui siamo dal 24 di febbraio, siamo nel periodo che va dal 24, gli istogrammi rappresentano il primo 24 febbraio, primo marzo, 2 8 marzo, 9 15, 16 22, 23 29, cioè le settimane. Sono 5 settimane di andamento. Vedete che abbiamo raggiunto dal punto di vista dei numeri della positività in Polesine il massimo tra il 16 e il 22 di marzo. Ora la numerosità delle positività sta diminuendo, ecco. Più realistica è la curva, questo da un punto di vista grafico, dal punto di vista dell'immagine rende meglio, ecco, che stiamo vivendo una situazione in cui sembra allentarsi la morsa della infezione, ma come io vi ho sempre detto, non perché sono un pessimista, un conto è questo andamento, un conto è questa nostra curva dolce. Probabilmente poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questa curva continuerà rimanendo con un plateau a questo livello, cioè, me lo auguro, e poi forse inizierà anche a diminuire. Dicevo, non sono un pessimista, ma ripeto, ha allentato un po' la morsa dal punto di vista della numerosità dei casi di positività al virus, ma siamo ancora in situazione di alta marea di presenza del virus. Per dire che questo risultato che avete visto graficamente, questo risultato deriva certamente dal lavoro da tutte le motivazioni che ho detto le altre volte sul turismo, la disaggregazione urbana del Polesine, un po' di fortuna, il grande lavoro nella individuare rapidamente i contatti con i casi positivi e porli in isolamento, l'esempio che ho fatto prima, e poi certamente il risultato importante delle misure di contenimento. Quindi queste misure di contenimento, se vogliamo mantenere questo trend che è migliorativo rispetto a prima, dobbiamo continuare nell'osservare strettamente le misure di cautela e le misure di contenimento. Restarsene a casa e uscire solo per motivi strettissimamente necessari, continuare ad avere tutte le attenzioni dal punto di vista delle precauzioni igieniche, il mantenimento delle distanze rispetto agli altri. Però insomma è un segnale insomma che ecco, dai, può farci sperare in meglio per il futuro rispetto a quella che era la situazione insomma sino a qualche giorno fa. Però, ripeto, può farci sperare in meglio solo se continuiamo a rispettare e ad osservare le disposizioni che sono state emanate e ad essere cauti e prudenti e attenti ognuno di noi. Per quanto riguarda sempre l'ambito locale, abbiamo 36 ricoverati nei nostri ospedali.
12 nell'area di pneumologia e semi-intensiva respiratoria di Rovigo, 2 in malattie infettive, 13 in medicina in area Covid all'ospedale di Trecenta e 9 in terapia intensiva a Trecenta. Come ho già detto più volte, anche i degenti della pneumologia semi-intensiva respiratoria di Rovigo saranno nell'arco di 3 giorni al massimo saranno trasferiti all'ospedale di Trecenta, che è l'ospedale Covid. Abbiamo avuto un nato ieri in tutta la provincia. Vedevo i dati anche i dati delle altre province e effettivamente la nostra è la provincia che ha il minor numero di nati. Sto vedendo quotidianamente il numero dei nati nelle province del Veneto, è quella che ha il minor numero di nati. Ci batte anche Belluno. Questo per quanto riguarda i ricoverati, quindi il bollettino generale. Allora abbiamo alla data odierna abbiamo 585 persone in isolamento domiciliare, sono cresciute ulteriormente e come vi ho detto questo numero alto è un numero che mette in sicurezza, mette in potenziale sicurezza la collettività. Abbiamo 121 fino ad ora persone residenti o domiciliati nell'ULSS 5 con esito positivo. Rispetto al bollettino regionale è un dato inferiore. Il bollettino regionale mi pare che riporti 125 per Rovigo, ma il dato reale è questo, perché il bollettino regionale credo che risenta ancora di quei falsi positivi di qualche giorno fa. Deve essere corretto. Vi ho detto dei ricoverati, vi dicevo ieri 7 guariti. Sembra che abbiamo altre 2 persone pronte per essere dichiarate guarite, però va bene, incrociamo le dita, devono eseguire l'ultimo tampone, magari domani forse possiamo anche annunciare che abbiamo altri 2 guariti. E come ho detto sono 3 con il signore che è deceduto il giorno 27, sono 3 i deceduti. Colgo anche l'occasione per parlare delle case di riposo. Come ho già detto anche ieri, c'è un focus particolare dal punto di vista dell'attenzione relativamente alle case di riposo. Sono luoghi a potenziale alta sensibilità, potenziale alta criticità. Sono luoghi che appunto abbiamo anche dal nostro punto di vista in una particolare attenzione. Vi ho già detto che quotidianamente dal lunedì alla domenica facciamo un monitoraggio completo di tutte le case di riposo relativamente alla presenza di criticità, casi sospetti, cioè chiediamo se hanno presenza di criticità, di casi sospetti, in maniera di intervenire anche miratamente, cioè in maniera acuta e miratamente. Stiamo fornendo alle case di riposo il supporto dei dispositivi di protezione individuale. Stamattina entro le 12 abbiamo completato la distribuzione a tutte le case di riposo di 5.000 mascherine chirurgiche
che avevamo in magazzino ricevute da Azienda Zero, quindi ultimamente Azienda Zero ci sta rifornendo più sistematicamente, quindi siamo in grado di altrettanto sistematicamente di fornire alle case di riposo di fornire appunto la disponibilità di dispositivi di protezione individuale. Quindi oggi abbiamo già 3 giorni fa ne avevamo distribuite 2000, negli altri giorni altrettante, quindi è una cosa continua. Oggi ne abbiamo distribuite, come dicevo, 5.000 mascherine chirurgiche nelle 20 case di riposo della provincia, dividendo anche tra quelle più grandi i numeri della consegna tra quelle più grandi e quelle più piccole. Abbiamo distribuito anche, soprattutto dove ci sono casi di positività e persone in isolamento, abbiamo distribuito anche le FFP2. Si tratta di un'unica situazione ad oggi con presenza di un caso di positività nella struttura di Fratta Polesine e di alcune persone in isolamento. Quindi abbiamo distribuito anche le FFP2. Questa distribuzione proseguirà regolarmente e ogni 2-3 giorni, quindi sistematicamente forniremo mascherine alle case di riposo. Nell'ambito delle case di riposo prosegue l'attività di screening con il tampone, l'attività di screening per quanto riguarda ospiti e operatori. Avevamo fatto Fratta Polesine, avevamo fatto una piccola struttura di Rovigo, avevamo fatto Porto Viro. Stamani abbiamo eseguito il tampone sugli ospiti e sui dipendenti di Casa San Bortolo, di Casa Serena e di San Bortolo a Rovigo, l'IRAS nella sua complessità. Si tratta in totale tra ospiti e dipendenti di più di 370 persone. Domani mattina completeremo, perché non tutti i dipendenti erano presenti oggi, quindi domani completiamo con l'ultima parte dei dipendenti. Quindi abbiamo eseguito il tampone in tutto questo nutrito gruppo tra ospiti e dipendenti che è rappresentato da IRAS, e nei prossimi giorni, domani e i prossimi giorni, proseguiremo, quindi domani completiamo IRAS e proseguiremo con altre strutture che verranno allertate di volta in volta per quanto riguarda, allertate per quanto riguarda l'esecuzione del tampone. Vanno i nostri operatori nella struttura ad eseguire il tampone. Cito un dato che per carità non è molto significativo, però comunque è utile. Allora, sto parlando delle case di riposo del distretto 1, quindi tutte quelle che riguardano da Rovigo e Medio Polesine e Alto Polesine. I deceduti nel periodo che va dal 1° gennaio alla fine di marzo del 2019 è praticamente sovrapponibile al numero di deceduti che va dal 1° gennaio alla fine di marzo del 2020. Cosa voglio dire? Che in questo periodo, in questo trimestre che ha compreso anche dalla fine di febbraio a tutto il mese di marzo, ha compreso anche la fase acuta, la fase piena del coronavirus, nelle nostre case di riposo non abbiamo avuto un riscontro, un aumento significativo della mortalità. Speriamo che le nostre case di riposo continuino quindi su questa linea
della sicurezza. Ripeto, c'è grande attenzione a livello regionale, tutte le case di riposo, a livello polesano per le nostre case di riposo. Prosegue l'attività di esecuzione dei tamponi sempre secondo le linee dei casi sospetti, della sorveglianza, cioè le persone che abbiamo in sorveglianza, alle quali si ritiene opportuno eseguire il tampone, i percorsi dello screening, percorsi dello screening che seguono ovviamente, come ho già detto più volte, stiamo facendo il tampone a mo' di screening nelle categorie che sono più esposte di altre in questa fase, come ho detto i nostri dipendenti, come ho detto il personale sanitario al di fuori dell'ULSS, gli operatori della protezione civile, ieri 115 e altri. Per quanto riguarda i nostri operatori, stiamo completando l'esecuzione dei tamponi, cioè come viene scelta l'esecuzione dei tamponi nell'ambito dei nostri operatori. Ovviamente prima di tutto quelli che sono più esposti in situazioni più a rischio, come ho detto le malattie infettive, la pneumologia, le terapie intensive, i pronti soccorsi e quant'altro. Siamo arrivati a un numero importante di esecuzione dei tamponi, perché non li abbiamo completati tutti, perché come ho detto più volte, ovviamente un conto è eseguire il tampone, potremmo farlo a tutti i dipendenti, potevamo farlo in un'unica giornata, cioè non era un problema eseguire 3.000 tamponi, ma il problema è la processazione dei tamponi, dipendendo dall'ospedale di Padova e avendo solo una autonomia locale che è limitata per quanto riguarda il numero dei tamponi che possiamo processare, non possiamo mandare 3.000 tamponi in un'unica soluzione a Padova, per cui dobbiamo scaglionarli. Per questo dicevo, stiamo facendo a gruppi, ovviamente per primi le persone che operano in situazioni potenzialmente più esposte. A proposito anche il discorso sui tamponi, quello che ho spiegato relativamente ai tamponi anche ai nostri operatori, mi ricollega ad una lettera, a un articolo che ho letto oggi sul Gazzettino, l'edizione locale, la lettera di un infermiere di Trecenta che scrive appunto al Gazzettino dicendo che all'ospedale di Trecenta i percorsi non sono sicuri, che si sono fatte le cose in fretta, si potevano fare con più calma, che non è vero che tutti gli operatori hanno eseguito il tampone, che non c'è trasparenza e quant'altro. Allora, io non ho bisogno, non è presunzione quello che sto dicendo, non ho bisogno di giustificarmi dicendo quello che dirò adesso, non ho bisogno di giustificarmi, io voglio fare chiarezza con voi perché stiamo parlando di cose serie, molto delicate, perché dare un'informazione di questo tipo alla cittadinanza, ecco, è un'informazione per la quale uno dice, ma allora cosa ha detto il direttore generale fino ad ora su Trecenta? Sono panzane, l'ospedale di Trecenta non è sicuro, ecco, allora quello che io voglio dire lo voglio dire ancora una volta per fare chiarezza. A parte che presumo che questo infermiere o infermiera che ha scritto questa lettera non fa certamente parte di quel gruppo che la sua giornata la occupa correndo intensamente per seguire i pazienti che abbiamo lì ricoverati. Ma allora, prima si poteva, bisognava fare le cose con più calma? No, assolutamente, siamo in tempi di emergenza. C'è stata data un'indicazione di attrezzare Trecenta come ospedale Covid, siamo partiti di corsa perché
prima noi chiudiamo la partita di 300 ospedale Covid, più sicura è la nostra popolazione. Quindi niente calma in questi frangenti, si fanno le cose che si devono fare di corsa, proprio perché 300 deve essere operativo al 100% come ospedale Covid. Lo è in gran parte, vi ho già detto, abbiamo ricevuto tra l'altro un'altra dotazione ieri di ventilatori meccanici. Praticamente noi adesso ci mancano solo alcuni monitor, ma siamo in grado di attrezzare praticamente quasi tutti i 29 posti letto di terapia intensiva. Da quel punto di vista noi ora siamo in sicurezza, con l'augurio di non doverli usare tutti. Ma noi per la terapia intensiva siamo in sicurezza. Per quanto riguarda lo svuotamento, oramai diciamo che nel giro di 2 o 3 giorni ancora svuotiamo completamente 300. Lo stiamo facendo per gradi, perché stiamo parlando di pazienti, stiamo parlando di persone che hanno bisogno di essere trasferite in assoluta sicurezza. Quindi abbiamo prima completato il quadro dei tamponi a tutti i degenti, a tutti, ecco, perché come ho detto altre volte spostiamo una persona degente a 300 solo se abbiamo la sicurezza del tampone negativo. Abbiamo completato il tampone a tutti i pazienti, siamo in grado adesso di trasferirli tutti, anche l'ultimo gruppo che ha eseguito il tampone avendo avuto l'esito. Tra oggi e domani mattina completiamo, quindi prima abbiamo dato la precedenza per quanto riguarda i tamponi a tutti i pazienti. Parallelamente abbiamo iniziato anche l'esecuzione dei tamponi al nostro personale. Tra stamani e domani mattina completeremo tutta l'attività di esecuzione dei tamponi ai nostri dipendenti di 300. Nei giorni scorsi ne avevamo fatti circa 250, stamani 35, domani gli ultimi 40-50, che sono gli ultimi, quelli delle aree diciamo meno esposte, le abbiamo tenute per ultime. Il criterio nella priorità dell'esecuzione dei tamponi del personale di 300 è la stessa che ho citato prima per gli altri nostri dipendenti. Quindi domani mattina avremo il gruppo degli operatori della radiologia, del laboratorio, dei poliambulatori che peraltro sono chiusi da giorni, dell'SPDC, cioè della psichiatria. Quindi domani mattina noi abbiamo completato l'esecuzione dei tamponi di tutti i nostri dipendenti di 300. I percorsi sono stati posti in sicurezza. Fra 3 giorni, quando tutti i pazienti attualmente degenti sono stati trasferiti, l'ospedale di 300 non vedrà più un visitatore, non potrà più entrare nessuno che non siano i nostri dipendenti che vanno a lavorare o un paziente che arriva, tranne l'area della psichiatria, dove abbiamo studiato dei percorsi che vengono fatti in sicurezza e separati dagli altri. I percorsi che fa oggi un visitatore sono diversi dai percorsi che fanno gli operatori, e in particolare i percorsi che fanno i pazienti che arrivano in terapia intensiva. Hanno un percorso totalmente dedicato. Quindi per quanto riguarda l'ospedale di 300, io credo che le cose le abbiamo fatte in maniera rapida, in maniera corretta, ringraziando tutte le persone che si sono adoperate per fare questo rapidamente. Dal momento in cui abbiamo avuto il pre-allerta della regione siamo partiti a razzo e abbiamo fatto le cose in maniera corretta, rapidamente e bene, e va tutto e solo merito di chi queste cose le ha fatte. Quindi
per quanto riguarda Trecenta, dicevo, ecco, non ho altro da aggiungere se non la conferma che l'ospedale di Trecenta, come ospedale Covid, è un ospedale che ha, da un punto di vista organizzativo, previsto tutto per operare in sicurezza. C'era anche in questa lettera, che non riconosce certamente il merito del lavoro che stanno facendo i propri colleghi da parte appunto di questo infermiere, c'era anche in questa lettera anche un accenno alla macchina flop di Trecenta. Allora, ho già spiegato che l'estrattore che avevamo a Trecenta, convertito per processare i tamponi, ha avuto un episodio di falsi positivi. Vi cito che anche il grande e veramente attrezzatissimo ospedale di Negrara ha avuto lo stesso identico problema nei giorni scorsi. Altri ospedali l'hanno avuto, è una cosa che può capitare, che capita anche a questo tipo di macchine, che può capitare. Non è stato un flop. L'attività poi con questa macchina si è fermata perché stiamo attendendo che arrivino i reagenti, ne avevamo un po' in casa, li abbiamo usati tutti e stiamo attendendo che arrivino i reagenti. Il problema dei reagenti è un problema internazionale perché io credo che oggi, se qualcuno avesse uno scatolone di reagenti per processare i tamponi e lo porta in banca, vale più dell'oro. Quindi non è un flop, stiamo attendendo che ci arrivino i reagenti per ripartire con l'utilizzo della macchina. Nel frattempo ne è arrivata anche un'altra che stiamo utilizzando, anche qui non la stiamo usando a pieno regime perché appunto processiamo un certo numero di tamponi al giorno man mano che sappiamo quanti reagenti abbiamo. Nei prossimi giorni, per quanto riguarda quest'altra macchina, abbiamo avuto la garanzia che arriverà una buona scorta di reagenti, per cui andremo ad aumentare il numero. Questo per quanto riguardava Trecenta, e ripeto, l'ho detto non per giustificarmi, ma per dare merito e ragione a quelle persone che in questi giorni a Trecenta hanno fatto un lavoro straordinario e stanno continuando a farlo. E nel farlo, questo lavoro, forse non hanno molto tempo per scrivere lettere che non rispecchiano la realtà. L'ultimissima cosa anche è un grazie ed è anche la sottolineatura dell'intraprendenza e dell'ingegno della nostra gente. Un gruppo di persone di Lendinara, in collaborazione con la Guardia di Finanza, e vi spiego perché, con il comune, quindi il sindaco Viaro, che ha messo a disposizione la sala della biblioteca dove operare, un gruppo di volontari guidate da Francesca Zeggio si è messa a lavorare producendo le visiere. Le visiere sono uno dei dispositivi di protezione individuali più importanti per coloro che operano in prima linea nella gestione dei pazienti con il coronavirus. È un altro di quei dispositivi che di questi tempi è difficile reperire, difficile trovare. Bene, si sono messi al lavoro. Cosa c'entra la Guardia di Finanza? Perché ha valutato che questi dispositivi fossero conformi a quello che serve per un uso sanitario, ne hanno prodotto una certa quantità che hanno donato all'azienda e che verranno utilizzati appunto all'ospedale di Trecenta e all'ospedale di Rovigo. Quindi la comunità che è attenta, che è vicina, l'ingegno che si aguzza. Un doppio grazie veramente a queste persone, ma anche ieri ho detto appunto della comunità che è vicina a tutti i nostri operatori che quotidianamente sono impegnati sul fronte della gestione di questa situazione.
Io vi ringrazio, ancora buon pomeriggio domenicale e ci risentiremo domani.